C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo centro anch'io, piazzale Arturo Benedetti Michelangeli, nel nostro centro a Brescia. Sapete dov'è? Tra il conservatorio e l'auditorium San Barnaba. Ma è Arturo Benedetti Michelangeli, chi è? Nacque a Brescia nel 1920 da genitori di origine umbra, da poco trasferiti nella nostra città. È stato uno dei più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo, al pari di altri celebrati pianisti internazionali. Per via dell'unicità del suo tocco e della sua raffinatezza interpretativa, è considerato dalla critica fra i più celebri, ammirati e mitizzati pianisti del Novecento. Per una serie di vicissitudini decise di trasferirsi in Svizzera e di non esibirsi mai più in Italia. Una sola volta tornò a esibirsi nel nostro paese per un concerto di beneficenza a Brescia nel 1980. Morì a Lugano nel 1995. La volpe, la lassa e il pel, ma miei vese. Andiamo ad interrogare alcuni amici non distanti da Brescia. Siamo da R.A. Gomme a Chiedi, che bellezza, guardate che ambiente ampio e che professionalità. Guerrina, ciao, ben trovata. Ciao, tutto bene? Io vengo da R.A. Gomme da quando hanno aperto, molto professionali, mi trovo benissimo, accoglienti e simpaticissimi. Non l'hai imparato a memoria, Brava Guerrina. No, però è vero, dai, insomma, si scherza, me li conosci da tanto tempo. È vero, sì, li conosco da tanto e meritano, veramente meritano. Perché è anche Beiscec. Molto, anche la segretaria. Guerrina, non si dicono queste cose, piuttosto diciamo quest'altra. La volpe, la lassa al pel, ma miei vese, cioè tu lo hai capito, sei della zona? La volpe. Che è la volpe? No, dico, sì. Che è la volpe R.A.? Che volpe? Che è la volpe? Sta volpe, la volpe, la lassa al pel, ma miei vese. Cioè, lo sai tradurre? Sì. Lascia il pelo ma non il vizio. Chi? La volpe. Ah, ok, sempre quella, ok. Cioè, vabbè, questo è. Sì. Tu conosci persone che perdono il pelo ma non il vizio? E non diciamo il vizio, Tante. Vogliamo nominarne qualcuno? No. Brava Guerrina, grazie. Sì. C'è poco da scherzare ora perché siamo in compagnia dei titolari di R.A. Gomme qui in via Strada Leno 10F a Chiedi. Quindi ragazzi, mettiamoci il cuore in pace, soprattutto cerchiamo di essere bravi e professionali. Ma voi già siete professionali, perché ormai siete conosciuti e esperti nel settore dei pneumatici per vetture e non solo vetture. Vetture, camion, traffico pesante, trattori, vendita di cerchi in lega, moto, Di tutto. assistenza stradale, bicicletta. Cioè, io c'ho sempre un problema. Io la bicicletta, possiedo solo quella. Dico, se avessi bisogno di una pompatina. Facciamo anche quello, non c'è un problema. Benissimo, no, davvero sono simpatici e anche molto bravi e professionali. Peraltro alle nostre spalle vedo anche dei cerchi in lega, sono questi, no? E montate anche. Facciamo tutto, vendiamo cerchi in lega, montiamo di tutto. Ragazzi, insomma, qui sono davvero bravi e vale la pena venire a fare una visitina con la vostra autovettura e non solo. Allora, Roberto, Alessandro e la bella Antonella, però tu Antonella, con tutto rispetto, non sei una di quelle che si piega a cambiare pneumatici a fare. Io sto in ufficio, ricevo i clienti, basta. Antonella, lei che la i solsa loro. Esatto. Lei è quella che manipola cassa, capito? È il boss. Il boss, sempre la donna comanda, ma la volpe, l'aperta e il pel, ma mia alvese. Chi risponde? Chi possiamo interrogare? Antonella, dai, sentiamo te. La volpe, l'aperta e il pel, ma mia alvese. Tu parli il dialetto? Qualcosina, dai. Sei di Brescia però. Sì, Ma hai capito questo? certo, sì. Quindi che hai capito? Volpe, sì. Perde il vizio, ma non il pelo. Perde il pelo, ma non il vizio. Ti piacerebbe che perdesse il vizio? Le piacerebbe? Tu conosci qualcuno che perde il pelo ma non il vizio? Sì, ce ne sono tanti. Sì. Ma non si possono nominare, e neppure nei vizi. Però nella vita se ne conoscono tante di queste persone. E non nella vostra clientela. Va bene, grazie per l'ospitalità, veniteli a trovare e chiudiamo qui questa nostra puntata. Non lo spieghiamo più il proverbio perché l'abbiamo abbondantemente sviscerato. Arrivederci da R.A. Gomme qui a Chiedi. Ciao, grazie. C'entro anch'io.